dei massimi esponenti appunto di questo progetto, e da Treviso è responsabile area di Treviso l'ingegner Gianluca Busato. Grazie. A dire il vero mi trovo anche un po' in casa perché sono venuto a piedi, abito qua da Dio, e qui mese facile gioco. Indipendenza, ma perché? Fa quasi diventare un mantra, uno slogan, un qualcosa che ne serve a liberarne dall'angoscia quotidiana di uno Stato, sta parola magica, indipendenza. Ma perché siamo arrivati a parlare di indipendenza del Veneto Stato? E guardate che stasera non è una sera come che altre. Io non posso dirvi niente, ma fra poco sarà qualcosa che è veramente straordinario e storico. Ma indipendenza cosa vuol dire? Perché siamo arrivati a questo? Andiamo a vedere qualcosa che si è appena passato, che qualcuno anzi porta avanti tuttora, non solo qualcuno, la stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità degli esponenti politici che c'è al potere oggi in Veneto e non solo in Veneto. Di cosa ne parli? Quando che si rivolge a voi altri, cosa vi hai promesso in questi 20-30 anni, da quando che in qualche modo si è aperta una nuova fase politica, no? Col crollo della vecchia Democrazia Cristiana, del vecchio Partito Comunista, di vecchi partiti. Questi nuovi partiti, di cosa vi hai parlato in questi 30 anni? Vi devo parlare delle parole magiche: autonomia e federalismo, no? Noi abbiamo tutti promesso autonomia, federalismo, statuto speciale. Noi siamo tutti venuti a domandare voti per questo. Guardate che nel corso degli anni tutti i partiti, anche quei più nazionalisti, più italianisti, più difensori dello Stato centralista, arrivai su posizioni favorevoli all'autonomia del Veneto. E madonna, tutti. Ma come mai? Ma devo capire allora le motivazioni per cui questi esponenti politici vi parla di autonomia e di federalismo. Non voglio menarla tanto per la lunga. Il motivo è solo che uno, perché questi obiettivi politici sono impossibili da raggiungere. Questi obiettivi politici sono politicamente, economicamente impossibili da raggiungere. E allora, in virtù di questo, questi signori gli si assicura il massimo di durata della sua carriera politica, perché il vegato manda i voti per ottenere un obiettivo che non raggiungerà mai, per cui loro si è sempre pronti a ciappare voti per qualcosa che non si avvererà mai. E perché non si avvererà mai? Beh, è semplice. Dal punto di vista economico vedremo magari dopo, mi lo spiego dal punto di vista politico. Esistono delle leggi nello Stato italiano ben precise di riforma dello Stato. Queste leggi dice che per ottenere l'autonomia del Veneto o per ottenere uno statuto speciale o per ottenere una qualsivoglia forma di federalismo, di devolution o come che vuoi chiamarla, questa grande presa in giro degli ultimi 30 anni, serve una maggioranza politica nel Parlamento italiano a Roma, ma no una maggioranza qualsiasi, la maggioranza dei 2/3 del Parlamento, perché serve una legge di modifica di riforma costituzionale. Allora, per questo tipo di legge serve 700 parlamentari su 1000 di tutta Italia. Ma che sia una pur minima possibilità che questo avvenga? Anche in un'ipotesi secondaria potrebbe bastare
la maggioranza assoluta dei parlamentari, 500 parlamentari, quei famosi parlamentari strapagati contro i quali anche a noi altri dovremmo cominciare a puntare l'indice, seguiva però da un referendum confermativo della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in tutta Italia, cioè da 25 milioni di voti degli italiani, che ne conceda a noi altri veneti una frega, un straccio di autonomia. Allora, come che sappiamo, questo è politicamente impossibile, oltre che economicamente insostenibile per l'Italia. Allora, parte da questa presa di posizione, da questa semplice constatazione è il nostro percorso politico. Ad un certo punto, noi altri che abbiamo detto, ma porca miseria, sembra una condizione critica, già era ancora qualche anno fa che abbiamo cominciato a muoversi, e dovevamo assumersi la responsabilità, perché abbiamo capito che ne sta attuando in giro. In quel momento che sta la concezione di un percorso politico nuovo che sembra ambizioso, probabilmente lo è, ma ha un grande, enorme, straordinario vantaggio rispetto a quegli obiettivi politici per cui verrà domandare i voti togliendo in giro negli ultimi 30 anni. E è un obiettivo raggiungibile. È un obiettivo raggiungibile. E questa sera vi voglio carichi, perché dov'è aspettare la grande notizia che ne aspetta fra poco. È un obiettivo raggiungibile alla nostra portata e per ottenere il quale non ne serve il consenso del Parlamento italiano. Rapidamente vedago qui che se anche le leggi che costituisce, se vogliamo, la base della nostra teoria politica, che è la legge 340 del 71, che è la ratifica dello statuto della regione Veneto, che adesso si sta approvando ma che non cambia l'articolo 2, che recita che l'autogoverno del popolo veneto si attua nelle forme e nei modi rispondenti alla sua tradizione, alla sua cultura, alla sua storia. L'autogoverno del popolo veneto. Questo è un unicum che abbiamo come veneti, insieme ai sardi. Siamo l'unico popolo che trova una propria definizione nelle leggi dello Stato italiano. Bene, c'è una seconda legge, che è la legge 881 del 77, che è la ratifica di un trattato internazionale, il Patto di New York, che c'era stata siglata a New York appunto nel fine del 66 e entrava in vigore nel 66, a inizio 67. Questo trattato internazionale dice in modo chiaro che ogni popolo ha il sacrosanto diritto di gestirsi da solo, di autodeterminarsi se lo vuole. Più tardi Alessio Morosin probabilmente ne darà qualche spunto ancora più approfondito e ancora più inedito dal punto di vista della legge internazionale. Mi concludo con l'ultima delle leggi, che guarda caso è una legge molto più recente, e è quella legge che ha permesso il rifiorire del pensiero politico indipendentista veneto moderno. È la legge 85 del 2006, che nasce per la verità grazie sempre all'opera portata avanti sempre dall'avvocato Alessio Morosini in difesa dei patriotti serenissimi che vi ricorderei, il Negaberto al cuore e la coscienza, ormai 14-15 anni fa, e proprio durante la difesa dei patriotti serenissimi, grazie all'opera di Alessio Morosini, sta praticamente sancia la incostituzionalità di quello che era il codice Rocco nei punti in cui prevedeva l'attentato alla personalità dello Stato, e in virtù dopo di quella che è stata la legge appunto 85 del 2006 che ha portato addirittura alla depenalizzazione dei reati di opinione in tema di indipendenza dei parti dello Stato. Vale a dire che da allora, dal febbraio del 2006, quando si è stata approvata questa legge,
se poi parlare di indipendenza del Veneto, se poi perseguire il progetto politico di indipendenza del Veneto, che prima se ne sta invece perseguibile come opinione, rendiamoci conto di come Caserino Ciapai, già era perseguibile con una pena fino all'ergastolo. Ecco il motivo per cui, seppure già era giuridicamente e politicamente possibile ottenere l'indipendenza fino ad allora, non c'era mai nato un partito che concepisse questo come proprio progetto politico. Da quel punto si inizia un rifiorire del pensiero che la portà, il 12 settembre 2010, alla nascita del Veneto Stato, che diventa in breve tempo la forza politica che sta occupando il proscenio della politica veneta, per un motivo molto semplice, perché Veneto Stato oggi è l'unico partito che dispone di un progetto politico concreto. Siamo gli unici che identifica un obiettivo politico, identifica un percorso per arrivarvi e che ha anche disegnato questo percorso in un modo concreto e realizzabile. Perché è realizzabile? Perché per ottenere l'indipendenza del Veneto semplicemente basta che lo volevano gli altri veneti. E ne rende conto che da un punto di vista semplicemente numerico questo vuol dire che basta che in un referendum per l'indipendenza del Veneto che sia 1 milione di veneti che dica di sì all'indipendenza del Veneto. Allora capì facilmente che questo è un percorso decisamente più semplice, più facile da raggiungere, per quanto più ambizioso rispetto all'ottenimento dei 25 milioni di voti degli italiani. 1 contro 25. Per ottenere cosa? Beh, per ottenere una cosa che sia prima di tutto normale, naturale. Noi altri tutti dovremmo capire che quello che identifichiamo come un grande obiettivo, no? L'indipendenza che ne permetteria benessere, ne permetteria ai nostri fioi che studia di poter avere lavoro, magari chi ga sogna, e ne potrebbe permettere ai nostri anziani di godere del frutto del suo lavoro in serenità negli ultimi anni più bei della vita, ne permette alle persone che lavora nel pieno della sua maturità e del suo essere donne e uomini di godere come che ha diritto di godere del frutto del suo lavoro e no di essere distrutti, oppressi come che siamo ogni giorno attraverso quella che è una oppressione fiscale che mai nella storia dell'uomo si è verificata. Ricordiamoci che nemmeno i peggiori stati più crudeli della storia ha mai pensato di fare tassazioni di questo livello. Vi ricordate che si parlava della decima? La decima era la tassazione del 10%, noi altri siamo arrivati a 7 decime. E allora arrivare a concepire un percorso di indipendenza è semplicemente una cosa naturale, normale, perché questo dovrissimo capirlo a livello individuale, ognuno di noi altri, quando che cresce e diventa grande, è una naturale volontà e desiderio di essere indipendente, di andare fuori di casa, di costruirsi un futuro. E allora se questo noi altri lo accettiamo a livello individuale, e di più lo accettiamo come un dato di fatto quando dobbiamo vedere quegli altri popoli che si avvicinano agli altri qua 2 ore, 3 ore di autostrada ormai, come l'Austria, come la Slovenia, e non ne viene mai il dubbio che ora non possa decidere del suo destino in modo indipendente. Ma perché? Perché allora noi altri veneti come vediamo a livello individuale credo che sia una cosa normale, o come vediamo nei popoli a noi altri vicini qualcosa che sia naturale, a noi altri stessi se volemo privarci di qualcosa che ne spetta per noi altri, per il nostro bene, fare il bene dei nostri fioi, fare il bene dei nostri vecchi, perché gli ha distrutto tutto. E se in questo momento di grande responsabilità che stiamo vivendo dovuta alla grande crisi che ne attanaglia non capimo questa roba basilare, signori, quando mai vorrissimo capirla? Cari veneti,
Questa è la situazione in cui vivremo. E prima di chiudere, perché non voglio occupare troppo la scena, pensiamo anche che dopo tutto non è un caso che se troviamo qua come veneti in tanti oggi e che a breve capiremo di essere un unico popolo che vuole questo obiettivo, molto a breve. Non è un caso perché noi altri veniamo da una grande storia, pur non sapendolo, pur non avendolo mai insegnato a scuola, nessuno. Noi altri non si è passato tanto, cari concittadini veneti, che saremo un esempio di dignità e di civismo nel mondo. Noi altri in un'epoca che per la storia c'è una breve parentesi, che abbiamo dominato il Mediterraneo, che abbiamo dato esempi nella scienza, nelle arti. Se vogliate andare alla National Gallery a Londra, è il museo che celebra la gloria imperiale della Gran Bretagna, ed entrare nella mostra permanente della National Gallery, con tre là davanti, vi trovate una sala intera di Tiziano Vecellio, da Pieve de Cador. E se andate alla destra, alla seconda sala, vi trovate una sala intera del Canaletto. E se andate a sinistra, vi trovate un'altra sala intera del Paolo Veronese. E allora, loro, gli inglesi che scrive sotto Venetian Painters, pittori veneti, e anche nelle didascalie li distingue dai pittori italiani, da Italian Painters, ma non è un caso che il mondo ne riconosca come veneti. Allora adesso ne spetta solo che a noi altri prendere coscienza di quello che per il mondo è una cosa naturale e intraprendere quel percorso che tanti popoli ha intrapreso negli ultimi anni, perché questa non è altro che il naturale proseguimento di una cosa che sta avvenendo nel mondo da decenni. Ricordiamoci, dal dopoguerra che c'erano 70 stati indipendenti, oggi c'è 200. Allora non è vero quello che ne dice ogni giorno, no. E allora dopo l'indipendenza dei paesi della Scandinavia all'inizio del Novecento, dopo l'indipendenza dei paesi che faceva parte dell'impero britannico e del Commonwealth, dall'Australia all'India, alla Nuova Zelanda negli anni 30, 40 e 50, dopo l'indipendenza della fase post-coloniale, tra la prima e la seconda e dopo la seconda guerra mondiale, dopo l'indipendenza dei paesi dell'ex blocco sovietico, no, vi ricordate? Lettonia, Lituania, Estonia, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Montenegro, ben, con altri casi dei paesi vicini come il sud del Sudan o la Groenlandia più recenti. Adesso finalmente è arrivato il momento in cui la coscienza dei popoli e la costruzione dei nuovi stati indipendenti sta arrivando anche nell'Europa occidentale. I primi segni li abbiamo avuti in Scozia e adesso saprete fra poco che grandissimi segni gli viene anche dal Veneto. Evviva Veneto Stato! Evviva l'indipendenza del Veneto! Grazie! Grazie a Gianluca.